Sono le 3:30 della mattina, in collaborazione con il Veneto Imbruttito andremo a fare un giorno di pesca a bordo dei nostri pescherecci. Sto parlando a piano perché sennò si sveglia tutti. Cucineremo a bordo della barca, porteremo un nostro ospite. Buona giornata a tutti. 28 di giugno, ore 4 della mattina. Intanto i pescatori stanno caricando il ghiaccio. Intanto vediamo il nostro ospite, il nostro Bruno da Cittadella. Ciao a tutti. Io ho avuto l'occasione che Marco mi ha invitato per andare a pescare e vedremo adesso durante la giornata come va. Buongiorno a tutti, tra poco partiremo, speriamo di fare presto, di fare tanto pescato. Adesso ce ne torniamo da Chioggia, andremo fuori circa 4-5 miglia, bellissima giornata, il mare è piatto, stiamo uscendo dal porto di Chioggia. La nostra Chioggia, siamo in navigazione. Ora abbiamo avvistato il pesce, questa è tutta la fascia del nostro pesce, siamo fuori dei 6 miglia, quindi possiamo pescare, perché bisogna pescare sempre all'infuori delle 6 miglia. Il nostro capitano Stefano ha avvistato il pesce, buongiorno, questo è il numero uno di numeri uno. Pescatori vedono l'erba tutte le mattine, andiamo fuori e vediamo come viene fatta la pesca. Aspettiamo l'altra barca che ci si avvicina, bisogna avvicinarsi all'altra barca. Questa è l'altra barca che sta venendo, l'Audace. Noi siamo il Profeta e l'Audace sta per arrivare. Vediamo che l'Audace ha già calato le reti. Adesso andremo a prendere le estremità della sua rete, andremo a avvicinarsi. Le reti in acqua, vedete? Praticamente siamo vicinissimi con tutte le due barche. I nostri pescatori stanno pescando adesso. Praticamente stiamo andando in pesca. Facciamo avanti con la barca si allontana e andiamo via in parallelo direttamente sempre verso fuori. Adesso la rete si gonfia e la maglia si stringe, in poche parole. Da larga la rete si gonfia e viene stretta. Eccola qua. Così stiamo pescando. Adesso il nostro pesce azzurro, cercheremo di prenderlo, da dare forza ai motori per capire, per tirare questa enorme rete gigantesca che praticamente prende da una barca all'altra. Stiamo avvicinando, dopo 20 minuti e andiamo a vedere sulle nostre reti cosa abbiamo pescato. Vi ricordo che il pesce azzurro, il sangue è alla stessa temperatura del mare, quindi abbiamo bisogno di ghiaccio. I pescatori qui li stanno preparando. Sembrano sarde. Ancora vivo, pesce bellissimo, pescato, pesce bellissimo. Oggi vediamo anche i delfini, vediamo. Viene separato se c'è qualche sgombretto. Impressionante, bellissimo. Vediamo la lecce in mano. Abbiamo pescato i sgombri, abbiamo tirato su dalla rete, adesso li sfilettiamo, facciamo il pescato del giorno che diamo da mangiare a tutti i pescatori e dopo sentiremo il risultato se va bene. Sfilettiamo lo sgombro, eccolo qua, sfilettato, li vedi? E il colore è freschissimo, si parte sempre dalla coda e si viene verso la testa. Vedo qua, il filetto fatto. Stiamo preparando il pescato del giorno, abbiamo fatto il soffritto di aglio, olio, cipolla, scalogno. Mettiamo i nostri filetti di sgombro, vedete il colore appena pescato del pesce, freschissimo, inizia a diventare bianco, giriamo sempre, anche se si despa viene buonissimo lo stesso, non c'è paura perché il sgombro si despa. Adesso aggiungiamo
i nostri pomodorini e giriamo sempre. Lo sgombro tende a asciugare, no, il sugo. Qualsiasi pesce azzurro si inzuppa, bravo. Li lasciamo andare per altri 10 minuti. Il sugo di sgombri, freschissimo. Portate il capesante in forno. Allora come gli tratto va. Allora Fioi, dimmi referto qua. Come si è sta pasta asciutta di sgombri? Quella di la pasta fatta, vedi? Direttamente dal mare, questi nostri pescatori affamati. Mai visto insieme tanto pesce. Abbiamo preso 2000 casse. È il nostro capitano Stefano che ci ha ospitato. E vi saluto, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, arrivederci.